Per anni ha perseguitato Elisa Venturini, sindaca di Casal Serugo, mail, messaggi, pacchetti inquietanti. Ora lo stalker è stato arrestato, è un 50enne di Monastier, in casa deteneva illegalmente una pistola. Va protetta e aiutata così il marito della donna ai domiciliari con l'accusa di aver gettato dal balcone la figlioletta di neanche 3 anni a Mogliano. Si attende la perizia psichiatrica. Incidente alle acciaierie venete di Padova, la procura nominerà dei periti per chiarire le cause di quanto accaduto domenica. Venerdì intanto sciopero generale dei metalmeccanici. Dopo le polemiche seguite alla vicenda della nave in avaria davanti alla Giudecca, interviene il sindaco di Venezia Brugnaro. Le navi devono passare per il canale dei Petroli. Stangate in arrivo per un automobilista di Galliera Veneta, per 2 volte pizzicato dalla Polstrada, ubriaco nel giro di pochi giorni, denuncia e multa che potrebbe arrivare a 8.000 euro. Operativa da oggi anche nella Marca la nuova app della Polizia di Stato rivolta a giovani e giovanissimi per contrastare alcuni fenomeni che li interessano più da vicino. Ondata di freddo dalla Groenlandia, temperature in ribasso e tempo instabile. Dopo il caldo quasi estivo delle scorse settimane, il ribaltamento degli ultimi giorni riporta la neve sulla cime delle montagne. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. In primo piano la vicenda che vede per protagonista la sindaca di Casal Serugo, Elisa Venturini, perseguitata per 3 anni da un uomo. Poche ore fa per la donna è finito un incubo, le indagini hanno eseguito il loro corso e di manette è finito un 50enne residente a Monastier, nel Trevigiano. Sentiamo i dettagli. In 10 anni ne ha viste tante da sindaco Elisa Venturini, compresa un'alluvione che ha messo in ginocchio metà paese e tolto la casa per mesi a molti dei suoi abitanti. Una delle battaglie più dure da donna l'ha vinta rivolgendosi alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi la polizia postale ha dato corso all'arresto di uno stalker 50enne residente a Monastier che per 3 anni non le ha dato pace. Lettere, regali recapitati in comune addirittura a casa sua, messaggi di contenuto compromettente, foto, un incubo. Nell'abitazione dell'uomo gli agenti hanno trovato anche una pistola con la matricola a brasa. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari e su questa brutta vicenda è stata posta una prima parola fine. Ed ora nuovamente il caso della mamma di Mogliano arrestata per aver gettato dal terrazzo la figlioletta di nemmeno 3 anni. La piccola dovrebbe essere dimessa tra una decina di giorni. La madre intanto ieri è stata scarcerata e posta ai domiciliari. Intanto il marito la difende, va aiutata, dice. Sentiamo. Parla di giorni tremendi e difende la moglie, e con lui lo fanno gli altri familiari. Il marito della 41enne che a Mogliano Veneto domenica ha gettato dal terrazzo di casa la figlioletta di neppure 3 anni non volta le spalle alla compagna, anzi conosce bene il male che l'ha portata a fare quello che ha fatto, quello stato depressivo contro cui l'intera famiglia sta combattendo da tempo e che neppure le cure a cui la donna è stata sottoposta da parte dell'ULSS sono state in grado di contrastare efficacemente. Il marito ha voluto essere presente ieri all'udienza di convalida dell'arresto della compagna accusata di tentato omicidio. Lei stessa ha confessato dimostrando di essersi resa conto della gravità del gesto compiuto e di essere disperata. Uno stato psichico giudicato incompatibile con la cella dal giudice che ne ha disposto la carcerazione mettendola agli arresti domiciliari, non nella sua abitazione chiaramente, ma in quella dei genitori dove sarà costantemente seguita e dovrà attenersi a una terapia farmacologica. La procura ha chiesto inoltre che si svolga a breve un incidente probatorio per valutare le capacità della donna al momento del gesto, determinante ai fini di un eventuale processo a suo carico. Ed ora ai nostri microfoni sentiamo il racconto dell'uomo che domenica ha visto la bimba cadere e per primo l'ha soccorsa. Sentiamo. Ho saputo che la bambina sta molto bene, oggi stesso andrò a trovarla anche in ospedale, le ho preso un peluche sperando che lo stringa forte forte e che dimentichi il prima possibile quanto è successo. Sarà un incontro emozionante quello tra la piccola di quasi 3 anni caduta nel vuoto domenica e l'uomo che per primo l'ha soccorsa e le è stato vicino fino all'arrivo dei medici. Andrà in ospedale per sincerarsi che le condizioni della bimba siano buone e che possa presto tornare a casa per dimenticare quanto accaduto. Lui invece quegli istanti drammatici non potrà mai cancellarli. La scena della caduta
è un qualcosa che mi sta già adesso girando all'interno della testa come un loop e sarà un ricordo indelebile piuttosto difficile da dimenticare. Domenica il ragazzo era andato a Mogliano a trovare i familiari per il pranzo. Si trovava nella stanza del fratello quando si è consumato tutto. Con la coda dell'occhio ho visto qualcosa di anomalo cadere dal piano superiore. Pensavo fosse caduto o un tappeto oppure un cuscino dal piano superiore. Nessun tonfo, nessun rumore, ma l'uomo insospettito si affaccia al balcone. Ho visto la bambina al piano inferiore, al piano terra, sul giardino, che iniziava a piangere. Il ragazzo mantiene il sangue freddo, dice al fratello di chiamare il 118 e di correre in strada per attendere l'arrivo dell'ambulanza, che in pochi minuti giunge sul posto insieme all'elicottero. Lui nel frattempo si avvicina alla piccola, stesa nell'erba, che ha attutito la caduta. Io mi sono semplicemente limitato ad accarezzarle la pancia e a tenerla tranquilla, chiamandola per nome. La bimba era vigile, era sveglia, era impaurita, piangeva però non in modo molto, diciamo, rumoroso, era più che altro preoccupata. Gli occhi comunque indicavano una forte paura. A bassa voce diceva il nome del papà, chiamava il papà. Poi la piccola viene presa in cura dai sanitari e trasportata all'ospedale. L'uomo, rimasto solo, elabora quanto accaduto. L'unico pensiero fisso per lui è che la bimba stia bene e sia fuori pericolo. Poi l'incredulità di fronte alla notizia dell'arresto della madre, accusata di aver gettato la figlia nel vuoto. Era una signora assolutamente tranquilla, riservata, mi salutava sempre. All'epoca mi ricordo che era al parco che giocava, la bambina era in carrozzina, ogni tanto la metteva giù sul prato, faceva fare un po' di altalena, e mai me lo sarei aspettato. Ed ora torniamo sull'incidente alle acciaierie venete di Padova. La Procura nominerà dei periti per chiarire le cause di quanto accaduto domenica ed intanto i sindacati hanno proclamato lo sciopero generale dei metalmeccanici per venerdì. La Procura della Repubblica di Padova sta individuando degli esperti in grado di fornire una spiegazione all'incidente che domenica scorsa ha provocato 4 feriti, di cui 2 in condizioni estremamente serie, alle acciaierie venete. Nello specifico si intende dare una spiegazione tecnica ai motivi che hanno portato al cedimento del gancio che ha provocato la fuoriuscita di acciaio rovente, la temperatura è sopra i 1500 gradi, dall'enorme contenitore che sorreggeva. L'area è stata posta sotto sequestro. Intanto diverse aziende metalmeccaniche del Padovano hanno scioperato assieme ai lavoratori dei vari siti italiani delle acciaierie venete per esprimere solidarietà alle vittime dell'incidente e alle loro famiglie. FIM, FIOM, Wilm del Veneto hanno inoltre deciso uno sciopero regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. A Venezia ora, dopo le polemiche seguite alla vicenda della nave in avaria davanti alla Giudecca, interviene il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ma ci aggiorna in diretta telefonica dal capoluogo lagunare Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Venezia. Come già vi anticipavamo ieri, ha lasciato il porto la Marella Discovery 2, la nave protagonista 48 ore fa dell'avaria in canale della Giudecca, che pur senza creare problemi di sicurezza inevitabilmente ha rilanciato il dibattito sul passaggio delle grandi navi in città. E sono arrivate le dichiarazioni del sindaco Luigi Brugnaro su questa vicenda, dichiarazioni che riguardano naturalmente il famoso decreto Clini-Passera che nel lontano 2012 imponeva di vietare il passaggio di queste navi e che finora è rimasto lettera morta. Abbiamo lavorato tanto per arrivare al comitatone, ricorda il sindaco, nel quale abbiamo anche un verbale, si parla del novembre 2017, che dice che le navi devono passare per il canale dei Petroli e andare in marittima attraverso il Vittorio Emanuele. L'invito del sindaco è a dare corso a questa delibera. È vero che non c'è una situazione di pericolo, tiene a precisare, ma almeno così si toglierebbe spazio a polemiche inutili e costruite artificialmente intorno a qualsiasi cosa. Sono anni che insiste che diciamo di farlo ed è arrivato il momento che questo avvenga realmente. Parole di plauso poi sono arrivate dal sindaco alla Capitaneria di Porto, che si è comportata in maniera estremamente professionale, dimostrando che il protocollo
per questo tipo di emergenze funziona come un orologio. Mi sento assolutamente tranquillo per il livello di professionalità, ha detto Brugnaro, di tutte queste persone che lavorano intorno alle navi. Per il momento è tutto da Venezia, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ecco un episodio che ha colpito profondamente i veneziani, in particolare quanti vivono e lavorano alla Giudecca o alle Zattere. La maggior parte di loro chiede da anni che le grandi navi smettano di passare a pochi metri dalle case e dalla riva. Sentiamo. Quello che è successo ieri è già un esempio di quello che potrebbe accadere di peggio, lo dicono tutti. Ogni volta che passa una nave sembra che ci sia un terremoto, dovrebbero trovare soluzioni alternative. Per me l'unica sarebbe quella di farle ormeggiare fuori delle acque portuali. Dal primo anno che studio a Venezia penso che ci siano altre possibilità per le navi e potrebbero fermarsi al di fuori e non entrare, che poi si causano problemi come quello che è successo di recente. Non dovrebbero entrare in città esatto, è una città fragile, delicata, unica al mondo e bisognerebbe salvaguardarla e non distruggerla. Ecco, qui ci sono tanti interessi e non si bada alla città e ai suoi monumenti. Penso che non sia granché corretto, perché con i porti che ci sono anche a Marghera potremmo utilizzarli, e anche perché qua creano danno con lo spostamento delle acque e tutto. Se il traffico non è così esagerato non vedrei il problema. Quando ero ragazzo passavo anche le petroliere e hanno eliminato le petroliere, hanno fatto i canali dei petroli. Adesso con le navi da passeggeri c'è un problema, dove vanno? Fuori mare? E dopo come le persone come rientrano sulle barche turistiche? Sai che motontoso che c'è? Penso che sinceramente farle entrare a Venezia sia sbagliato, quindi farle andare fuori da Venezia e farle entrare appunto qua penso che sia un'alternativa molto poco fruttuosa sia per la città che appunto per i cittadini. Penso che non sia un grosso problema, in quanto le navi sono sempre assistite dai rimorchiatori, per cui grossi danni non ce ne sono mai stati. Credo sia una questione più politica che tecnica. Ed ora la stangata in arrivo per un automobilista di Galliera Veneta, per 2 volte pizzicato dalla polizia stradale ubriaco al volante nel giro di pochi giorni, e questo anche se nel primo caso, dopo essere stato coinvolto pure in un incidente, era finito all'ospedale. Alticcio al volante è rimasto coinvolto con altre 2 vetture in un incidente a fine marzo a Castelfranco, finendo come gli altri 2 conducenti all'ospedale. Ma la lezione non gli è bastata, tanto da essere nuovamente pizzicato ubriaco alla guida pochi giorni dopo, sempre a Castelfranco, e stavolta con un tasso di alcol nel sangue ben più elevato. È una stangata quella che attende un automobilista di 48 anni di Galliera Veneta, per 2 volte finito nel mirino della polizia stradale, guadagnandosi una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, sospensione della patente e pene pecuniarie che potrebbero superare complessivamente gli 8.000 euro. Nel primo caso aveva un tasso di alcol di 0,76, poco oltre il limite, nel secondo il doppio, 1,56. Va anche detto che l'esame tossicologico effettuato in ospedale su tutti e 3 i conducenti rimasti feriti nell'incidente sulla regionale 53 è poi risultato positivo. Tutti avevano dunque bevuto e si erano poi messi al volante. Un fenomeno preoccupante, basti pensare che nel fine settimana la Polstrada ha effettuato controlli in tutta la provincia, verificando lo stato di 100 conducenti e sanzionandone 3. 2 erano oltre il limite, una ragazza neopatentata pur sotto lo 0,50 è risultata positiva sia ad alcol che alla cocaina. Parliamo ora della sosta selvaggia davanti all'aeroporto Canova di Treviso, ed ogni volta che c'è un arrivo o una partenza lungo la Noalese è il caos. Queste immagini eloquenti ci sono state inviate da alcuni telespettatori. Le auto lungo viale Canevare, a 2 passi dall'aeroporto Canova, vengono parcheggiate in divieto di sosta anche per un'intera settimana, senza che mai venga strappata una contravvenzione o venga fatta una rimozione. E soprattutto per giorni anche qua dove non è a pagamento, però la sosta è di 90 minuti al massimo nell'arco di una giornata. Il codice della strada e un cartello dice divieto di sosta con rimozione forzata, non ci sono santi né miracoli, la macchina va levata, basta. Parcheggio selvaggio e poi anche rifiuti di ogni tipo.
Capita spesso che rifiuti vengono lasciati, bibite, lattini di bibita lungo la strada e non vengono raccolti. I controlli da parte della polizia locale sono inesistenti, ci dicono i residenti. C'è tanto di cartello che dice rimozione forzata, la polizia ci passa davanti, ma ogni volta, anche quando la chiami, non fa niente. Nonostante nella via sia stato inaugurato un nuovo parcheggio, c'è da dire però, per spezzare una lancia in favore di alcuni automobilisti, che alle volte gli stalli a pagamento non bastano, specie nei fine settimana o per i ponti delle festività. In questo caso molte persone sono costrette, pur di non perdere l'aereo, ad abbandonare l'auto anche negli spazi non consentiti. Alcune volte i parcheggi non sono sufficienti. Così la gente, per non perdere l'aereo, è costretta a parcheggiare anche in divieto di sosta, sperando di non prendere la multa. Nell'aeroporto Canova arrivano e partono più di 2,5 milioni di persone all'anno, ma lo scalo aereo, secondo il parere di molti autisti e automobilisti, non ha un adeguato spazio per la sosta di autobus e automobili. Ed ora spaccio e degrado a Mestre, la situazione in alcune vie sta peggiorando, denunciano i residenti riuniti nel Comitato Cittadini di Venezia che tornano a denunciare a gran voce quanto accade, lo fanno anche con un video, vediamo. Un altro video, altre immagini di spaccio, risse e degrado in via Monte San Michele, via Trento e dintorni a Mestre. Immagini girate in pieno giorno dai membri del gruppo Cittadini di Venezia che nonostante le denunce, gli appelli e le promesse si trovano a vivere così. La situazione sta peggiorando, la violenza e la rissosità di queste persone aumenta sempre di più, così la loro arroganza, la gente è sempre più spaventata e anche se le forze dell'ordine intervengono a volte cercano di fare il possibile, ma lamentano anche loro l'impossibilità di intervenire, che hanno le mani legate, eccetera. Certo che sciorinare tutti questi interventi dati che fanno sequestri e quant'altro, se però poi i risultati non si vedono, anzi la situazione peggiora, come è evidente anche dal video, ben poco serve tutto questo, evidentemente i rimedi non sono sufficienti. Stessa situazione in zona Bissuola. Siamo in contatto con il comitato Bissuola e avrebbe dovuto essere presente anche il loro rappresentante che non ha potuto all'ultimo momento. La situazione lì avrebbe riferito e lui ci ha incaricato di poterlo riferire, è drammatica, perché abbiamo visto anche domenica scorsa l'episodio di violenza in danno alle forze dell'ordine che dimostra una gravità spaventosa. Peraltro è un fenomeno che a macchia d'olio si è allargato come temevamo, quindi è una situazione che è effettivamente più grave rispetto a un anno fa o a 2 anni fa, quando abbiamo iniziato a denunciare questo stato di illegalità. Ancora a novembre ricordo l'incontro con il capo di gabinetto del sindaco, Maurice Ceron, un presidio in particolare di via Monte San Michele e adesso anche di Coldirana, peraltro risulta essere una zona assolutamente fuori controllo. Non abbiamo avuto ancora risposte, sono passati alcuni mesi, la situazione al di là di quel che si dice si è aggravata, questo è un dato incontrovertibile. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei TG di Antenna 3, parliamo ora di bullismo e spaccio a scuola, perché per contrastare questi due fenomeni la Polizia di Stato ora chiede la collaborazione anche dei ragazzi, sentiamo come. YouPol,
Sperimentata in alcune delle principali città italiane, è operativa da oggi in tutta Italia e anche nella Marca la nuova app della Polizia di Stato rivolta principalmente a giovani e giovanissimi per contrastare alcuni dei fenomeni che li interessano più da vicino. Ma YouPol, questo è il nome del nuovo strumento a disposizione dei cittadini, la possono usare tutti. Viene creata con l'idea di combattere i fenomeni di bullismo e di traffico di sostanze stupefacenti all'interno delle scuole, però ovviamente può essere sfruttata da tutti i cittadini per garantire una miglior sicurezza della propria città. Bullismo e spaccio a scuola dunque, con numeri che in realtà delle dimensioni di Milano danno ragione alla Polizia di Stato di lavorare in questa direzione. Sono state ricevute ben più di 3.300 segnalazioni nell'arco dell'ultimo anno nelle più grandi città, di cui 1.152 per bullismo e oltre 2.100 per sostanze stupefacenti. L'applicazione si può scaricare gratuitamente da tutti gli smartphone ed è utilizzabile registrandosi o anche rimanendo anonimi. Fondamentale per il pronto intervento delle volanti la precisione con cui il sistema individua il luogo di provenienza della segnalazione. Tutti possono inviare delle segnalazioni prioritarie alla sala operativa del 113, inviando anche se necessario un breve messaggio di testo e anche allegando delle fotografie che ritengono utili ovviamente a richiedere l'intervento della volante. Questa applicazione ci permette di risalire immediatamente al luogo dove fare intervenire gli operatori della Polizia di Stato, permettendo a questo punto di sfruttare quello che è il GPS dello smartphone e quindi di operare in maniera più tempestiva. Ed ora la pagina dedicata alla cultura, arte e cinema in scena ad Asolo con la 36esima edizione dell'Art Film Festival. Torna dal 6 al 10 giugno l'Asolo Art Film Festival, rassegna cinematografica internazionale dedicata ai film sull'arte con concorso, proiezioni e molti eventi collaterali come retrospettive, rassegne, mostre d'arte, workshop e laboratori. Abbiamo intitolato l'edizione Sguardi inopportuni, poi andando a cancellare quella in, perché riteniamo che questi sguardi, che sono sguardi diversi, portati avanti anche da minoranze, sia razziali, sessuali, etniche, possano in realtà risultare quanto mai opportuni nel tempo presente per dimostrarci quanto sia importante dare spazio alla diversità e alla multiculturalità. In questo senso, nell'ambito del festival ci sarà una rassegna dedicata alla cinematografia al femminile, che verrà in particolare esaltata l'8 giugno attraverso un dialogo tra artiste sul tema della video art di genere. Ci sarà poi una rassegna speciale dedicata alla cineasta americana Shirley Clark, filmmaker americana indipendente degli anni 70 che si interessò ai problemi delle minoranze, ed ancora un focus speciale sull'Est Europe in Russia con la proiezione di alcuni capolavori anche inediti in Italia. I film che partecipano al concorso andranno poi a far parte dell'importante cineteca d'arte presente ad Asolo. E tra pochissimo torna ore 13, quest'oggi si parlerà di studenti e di estate, di vacanze estive. Ospiti in studio Giovanna Cordova, formatrice teatrale, Andrea Sales, psicologo, ed Enrico Castorina, amministratore delegato di Verde Sport. Ed ora il meteo, ce ne siamo accorti tutti, temperature in picchiata e neve sulle montagne. Il vortice ciclonico originato dall'aria fredda discesa dalla Groenlandia costringe a fare i conti con acquazzoni e con un netto calo delle temperature. Sulle Alpi da ieri è praticamente autunno, con la neve che è tornata a tratti sino intorno ai 1500 metri anche sulle Dolomiti bellunesi, come vediamo in queste immagini. La temperatura è scesa di parecchi gradi, con minimi sotto i 9 gradi nella notte in pianura e prossime allo zero in montagna. La situazione in generale non subirà sostanziali sblocchi nei prossimi giorni, con tempo che si manterrà ancora instabile. Sentiamo quindi nel dettaglio le previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prosegue un tempo lievemente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 16 maggio.
Sul Veneto bel tempo al mattino con ampio soleggiamento. Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale sarà possibile sul Bellunese, sempre tanto sole altrove con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 16 e 22 gradi. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti sarà molto instabile ma con rovesci e temporali via via più diffusi un po' ovunque sulla nostra regione, alternati comunque a qualche pausa più asciutta e soleggiata. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 12 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 17 e i 19 gradi circa. Situazione molto simile sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di maltempo diffuso con piogge e fenomeni temporaleschi un po' ovunque sulla nostra regione, localmente anche di moderata intensità ma alternati a schiarite più soleggiate. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 22 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.